Sygma. Welcome to Nightlife Sessions. Mixando DJ Sygma. This is Nightlife Sessions. DJ Mixa la tua musica. DJs in the mix. Play the music. Welcome to Nightlife Sessions. You're listening to Nightlife Sessions with Sygma. This is Nightlife Sessions with me, Sygma. Ciao a tutti e benvenuti a Nightlife Sessions. Inizia l'episodio numero 354, che però in realtà è il primo di quest'anno, di questo 2025, perché comunque vi ho proposto come al solito durante il Natale la versione megamix delle mie produzioni, e in questo caso quest'ultimo Natale insieme a Francesca Faggiani, e poi ovviamente il meglio dell'anno del 2024 con le tracce che mi piacevano di più o comunque che hanno avuto più successo. Quindi questo di fatto è il primo episodio di inediti per modo di dire, perché anche qui ci sono dei remix di pezzi vari, di pezzi storici, in cui due in particolare, e anche un brano del sottoscritto. Iniziamo appunto con i remix, con un classicone, Little Industry di Tiesto, remix nuovo di zecca di Rose Ringet. In console. Sygma. Questo è Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
ed era, devo dire, un pezzo veramente epico, Little Industry di Tiesto remixato a Rosing. Devo dire non il remix migliore che abbia mai sentito, perché io insomma in serata si può suonare ancora quello di Mendix di un paio d'anni fa, però insomma anche questo è il suo perché. Andiamo avanti, seconda traccia della settimana, Larke con Keep Us Going, remixata da Horatio. Escucha Nightlife Sessions. Era Horatio che remixa Horatio, vabbè, con la T, però insomma di pronuncia penso si pronuncia Horatio, remixa Keep Us Going di Larke. Si prosegue con Nightlife Sessions e il sottoscritto Sygma, arrivano gli Orange Brothers insieme a Keah e questo è Prophecy.
DJ Beats. Musica. Sygma. And you're listening to Nightlife Sessions. Era Prophecy di Orange Brothers and Keah. State ascoltando Nightlife Sessions, questo è l'episodio numero 354 dopo il megamix dell'anno, quindi prima puntata di inediti. Il prossimo che vi passo è Arni con Satellite. Roma, Italia, Sygma in the mix. I dream about things way beyond this atmosphere.
If I was an astronaut, I definitely wouldn't still be here. Can you imagine floating weightless, like a satellite in the black sky, so fucking high? Era Satellite di Arni con insomma si prosegue con Nightlife Sessions anche con Steve Dekay, che ultimamente insomma devo dire si sta un po' barcamenando tra tech, trance, techno e trance, come molti artisti che in questo periodo fanno un po' qua e là, però è questo il bello della musica da ballare. Steve Dekay con questo nuovo brano che ci ricorda il mondo di Superman, perché si chiama KRYPTONITE.
music. emozioni. Sigma. Stai ascoltando Nightlife Sessions. Era KRYPTONITE di Steve Dekay. Vabbè, bella idea mettere questo titolo quando poi quest'anno dovrebbe uscire il nuovo film di Superman. Magari se faceva uscire il pezzo un po' più avanti poteva dare una spintarella in più. Andiamo avanti ancora con Nightlife Sessions. Arriva Darcour con Resilience. Mix In the mix. Musica. Sigma. DJ Sygma. And you're listening to Nightlife Sessions. But I can hear your voice like an echo. Oh, tell me that you will never let go. Don't ever let go. But I can hear your voice like an echo.
E questa era Resilience di Darcour. Adesso arriva il momento del sottoscritto, perché insomma vi ho già passato una delle mie 2 nuove tracce che è uscita su 06, che è l'etichetta insomma legata al grande ritorno dell'evento techno, melodic techno, insomma dell'evento club di Roma degli anni 90, lo 06, che sta ripartendo con eventi, con etichetta discografica appunto. E quindi la prima release di questa etichetta è la mia. Avete ascoltato già il brano New Galaxy durante il mega mix di Natale. Adesso ascoltiamo l'altro, che si intitola Gothic. In console. DJ Sygma. Ygma.it. E questa era Gothic del sottoscritto con il nome Sygma, ovviamente. Poi ci saranno anche pezzi come Sergio Marini e Luke, e anche con Francesca Faggiani, che anche lei entra nel mondo 06 e vedremo dove ci porterà. Intanto andiamo avanti con Nightlife Sessions. Arriva George Wonder con Dancing on My Own. In console. Nightlife Sessions. I am my own son. Life has just begun.
Dancing on My Own, balla da solo, vabbè. George Wonder balla da solo, vabbè. Bella per te, caro George. Si prosegue, arriva Spartaque, o Spartaque come lo chiamano alcuni, dando l'accento francese a questo nome. E il brano, devo dire, mi ha sorpreso, perché lui pure è uno di quelli che sta cercando di non fare solo techno, anche se in passato faceva della techno bella dritta, bella cattiva, adesso si è un po' ammorbidito, relativamente parlando, con questi suoni un po' rave anni 90. Infatti il brano si chiama Rave Cash. Nightlife Sessions. Diretto da Roma, Italia.
Era Rave Cash di Spartaque, ancora 3 brani da ascoltare per questa puntata e con un paio di nomi veramente forti. Non è il nome forse non è tra i più forti quello che sta arrivando, perché è DJ Jock con Goa. Sygma.it.
Era Goa di DJ Jock, ancora due pezzi da ascoltare e il primo, un grande nome devo dire, personaggio meraviglioso che ho conosciuto anche di persona, parliamo di Scot Project con questo suo brano che si chiama E, quindi I, quindi è pronunciato in inglese, tra parentesi High Energy. DJ Sygma. Stai ascoltando Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
E vabbè, non c'entra niente con Vasco Rossi, no? Perché uno fa le battute, Vasco Rossi fa i brani con le vocali. No, vabbè, anche Scott Project a quanto pare, perché questa era la sua E, lettera E, High Energy, tra parentesi. Arriviamo all'ultimo pezzo di questa settimana, acceleriamo e vabbè, è un remake in cui la persona che ha fatto il remix sta riproponendo anche i nomi degli autori originali, anche se è un po' più complicata, perché Lilly Palmer ha rifatto Doom's Night, che era di Azzido da Bass, però quasi nessuno conosce la versione originale, che era un pezzo art trance che non c'entrava nulla con quella che poi è diventata il successone planetario, che era la versione remix di Timo Maas. Quindi Timo Maas, Azzido da Bass e Lilly Palmer, Doom's Night. Sygma. Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions. Ed era Doom's Night, leggendario brano, come lo vogliamo definire? Electro, techno, vabbè. L'originale sicuramente era un brano che aveva superato i confini dei generi, ma insomma questo remix è un po' più da club, però vabbè, ci piace lo stesso. Doom's Night, Timo Maas, Azzido da Bass e Lilly Palmer. Avete ascoltato Nightlife Sessions, episodio numero 359, appuntamento alla settimana prossima, ciao da Sygma.